Scatman's World. Partita da dentro o fuori. Per piacere ragazzi, cerchiamo di battere l'Ille e poi sperare tutto nell'ultima. Vai Totti, Erpupo, Prosegue nella sua corsa. Iturbe, Occhio al lancio lungo. De Rossi. Prova a De Rossi per il passare la difesa, veneziano, ma è scavalcandola col troppo pallone profondo. lunga, è troppo. Cioè, ma giocare col cuore, dai Gervi, ma chi cazzo. Gervinho è inguardabile, veramente. Cioè, fosse molto più forte. Vai come. Ancora 0-0, potrebbe succedere di tutto. Totti. Oh, però non ho neanche fortuna nei rimpalli, Vuole la profondità. Senza le contropiede dell'Ille adesso, contropiede trova il dell'Ille compagno. bruttissimo. Bravo Posizione Castano. regolare. Gervinho. Vai come. Riceve in Bravo. zona pericolosa. Iturbe. Gervinho, fai qualcosa, Gervinho la mette! Finalmente! Gervinho! 1-0 Asroma. Mamma mia ragazzi, che sofferenza, che sofferenza. Ma Gervinho la mette. Il Gervi l'ha messo. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Questo è un gol veramente pesante. Questo è un gol veramente pesante. Stiamo attenti però, per piacere, a fare dei cambi. Ma Gervinho è anche morto. Mettiamo Olebas. Poi distrutto Pjanic, mettiamo Strutman. E mettiamo al posto di Turbe Torosidis. Dai, che se ne ha preso l'oro, che se ne frega. Può andare alla conclusione. Bravissimo Ashley Cole, ancora Cole, ti prego, difendi Cole, ti prego. Non può sbagliare. No, stai zitto, caressa di merda. Credo che l'affollamento in area alla fine Gervinho gli abbia è impedito massacrato di il calciare in Gervi. porta con la dovuta precisione. Totti, ti prego, teniamola. Bravo Cube, vai Cube per chiuderla, Cube per chiuderla, il Cube! È il portiere che spinge. Dai ragazzi, dai. Ecco il corner. Totti a giro, ma era bella. Era bella purtroppo, era bella cazzo. Se era bella, no. C'è spazio, occhio. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Punizione però rosso. L'arbitro si avvicina. Sì, espulso. Si poteva pensare anche al giallo, invece l'arbitro giusto, non ha avuto cartellino rossa, sono cazzi miei. Questo è certamente un fallo tattico. Ha visto il pericolo e ha interrotto Bravo l'azione. Dessa. dubbi. È stato splendido il portiere. Bravo e ha Dessa, detto di no. 10 minuti ma siamo in Ha 10. colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Siamo in 10 Beppe, siamo in 10. Buttiamoli giù tutti. Contrasto Spero non un altro regolare, rosso dunque calcio però. di punizione. Ai, la partita si mette in rissa, Fioi. Arbitro Ha che monito si avvicina al Yangambiwa. giocatore, con il calcio di punizione arriva ovviamente anche il cartellino giallo. Se dobbiamo ammazzare Si chiunque, scaldano Fioi. gli animi, attenzione, l'arbitro deve mettere a posto Ammazziamo le cose. tutti, sì, si scaldano gli animi, sì, perché c'è tutto in palio. Passaggio filtrante e profondo. Bravissimo. Di cuore, tutti di cuore, Brande Olebas. No, qua si fa passare in maniera un po' troppo sempliciotta. Attenzione, può tirare. Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Mamma mia, Beppe, mamma mia. Che tiro! Qui la palla ha proprio sfiorato il palo. Mamma mia, Beppe, cosa ho rischiato. Cazzo, come sei Intanto forte di il testa, tempo devi passa. prendere, questo era importante. La Roma aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Dai, non è fallo, bravo Maicon, bravo Colosso. Qua c'è il buco, Maicon buttala su. Fischia, merda, no, manca ancora, che fischia. Bravo Torosidis. E Torosidis ci fa respirare un po'. Cerca di superare Bravo la il Toro difesa per con come questo è tutto pallone sbilanciato il Lille. È tutto sbilanciato il Lille, Tiro. Il veneziano! portiere si oppone. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Vai Strootman.
Battuta lunga, nessuno ci può arrivare. Devo sfruttarlo meglio sto corner. Godo come un riccio che striscione figo. Mancano pochi secondi alla fine. Fioi, andiamo a casa, grazie. Questi sono gli ultimi minuti di gioco. Non Bravo, devono sprecare Strootman. tempo in questo possesso palla. Sofferenza indescrivibile. Anche voglio avere l'ultima chance nell'ultima partita. Yangambiwa. Situazione spinosa, ma il suo intervento Castan la butta su e si va a vincere. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Siamo a vedere la classifica. Difensiva e un solo squillo Bravi davanti. ragazzi, Questo mamma è mia. bastato a vincere la partita. Le squadre oggi sono scese in campo con la massima Totti concentrazione felice. e si sono date battaglia fino all'ultimo minuto. L'ha decisa Gervi, non era in campo il comandone, godo. L'ha decisa Gervi, fioi. Allora, andiamo a vedere. Ora siamo a 7, attenzione, l'Olympiacos purtroppo ha vinto, dobbiamo vincere e sperare che il Lille sarà durissima, ragazzi. Sarà molto, molto duro. L'Aalborg ha sempre perso, vabbè, insomma, è quasi persa, però proviamoci. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Vai Francescone, vai Francescone. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Maniatis. Vai Naingo. Leandro Salino. Ragazzi, ci svegliamo? Grazie. Vai Cube, è Si tua, avvicina alla porta. è tua. E il portiere dice di no. Ma perché va a ciavarmi tutti sti Sono gol? stati graziati dopo aver perso Da un palla in coglionazzo, vai maniera Totti. incredibile. Adesso il Totti me lo regala. Adesso il Totto me lo regala. Devia di testa Gol! e non trova la Non ci porta davvero credo. per pochi centimetri. Ci è andato molto, La palla molto non vuole vicino. entrare, Un Beppe, la tiro palla non ottimo. vuole entrare. Leandro Salino. Maniatis. Dai che sbagliano anche loro. Dominguez. Che partita equilibrata, anche loro hanno avuto Abidal. le loro occasioni, però dai, un golletto ce lo meritiamo. 0-0, nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi sull'altra. Dai fioi. C'è spazio, occhio! Dominguez. Dai ragazzi, dai. Abidal. Maniatis. Siovas. Siamo ancora in attesa del primo gol. Per il momento Niente da 0-0. fare, scusate se sto parlando poco ma sono concentrato ragazzi, perché almeno voglio giocarmela vincendo, che se dopo magari Cerca di l'Aalborg superare mi la fa difesa anche il con questo regalo. pallone lungo. È una super Errore grave. beffa. Brutto. Bravissimo Gervinho. Adesso però Gervinho fa un bel passaggio, C'è la ti prego. verticalizzazione. Il Come che si è mangiato un gol, porca puttana, vai Come. Niente, il Come non c'è. Dominguez. Riceve il passaggio. Attenzione, Non c'è Mitroglou, fuorigioco, Mitroglou. 70esimo ragazzi, Splendido manca il troppo passaggio. poco, so cazzi, Il so tiro cazzi. molto, ma molto meno. I palloni in Curva è profondità finito. sono difficili da leggere per questa difesa, Allora. ma non possono concedere così tanto agli avversari. Turbo e mettiamo Pjanic. E qua chi cazzo mettiamo? Licenze poetiche come indiane. Sono tentato di portare via gli Ajax, sono un deficiente, porca puttana. Sale in cielo per il colpo di testa. Buttala via, non così però. Ancora. Di nuovo sul palo. Fuori gioco, ma ancora palo hanno preso. Anche se il pubblico Hanno si preso lamenta, ancora è stata una palo, non ci decisione presa credo. in maniera corretta, secondo me. Forse un po' in ritardo, però la decisione è giusta. Mamma quanto ho rischiato, gol annullato, gol annullato. Speriamo sia un segno, sì, ma non possiamo passarla così però. Leandro Salino. Bravo Naingo. Pjanic. Nainggolan è un gran giocatore, recupera Totti. tanti di quei palloni, vai veneziano. Dai Bomber Cube. Bravo Bomber Cube. Nainggolan. Il Naingo vede Totti. Totti. Totti deve inventare. Leandro Totti. Salino. Riconquista la palla. Prova Purtroppo a saltare il lento anche centrocampo. Franceschino. Si beve anche lui.
Tutte partite però che sboccio 0-0, Abidal. 1-0, Palla profonda 2-1. a cercare lo spazio. Non c'è stato l'acuto purtroppo. 10 minuti. A questo punto spero che ha vinto il Lille, perché sennò veramente sarebbe una beffa atroce. Non siamo stati fuori di casa, però ne abbiamo fatto un punto, mi sembra. Campo. Sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche istante. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio fare entrare un giocatore fresco. Bravo Naingo. Totti. Gara in equilibrio, mancano 5 minuti, poi eventualmente recupero. Vedremo chi vincerà. Il Come prova un tiro della disperazione proprio. È pericoloso come pochi dentro l'area, soprattutto se i difensori gli lasciano fare quello che vuole. Qui può partire il contropiede. Occhio, può andare. Vabbè, qua non lo fermo con niente, chi è Maradona. Colpisce. Finita ragazzi, finisce nel peggiore dei modi l'Europa League, fuori nel primo turno. La progressione Queste modalità però mi servono tanto per vedere il gioco e poi per prendere esperienza per le cose importanti, cioè diventa un mito e Master League. Mamma mia, perché è quello che conta ragazzi, è quello che conta. Ci sono solo, diciamo, esibizioni competitive, mettiamola così. Totti. Intanto il tempo passa. Totti per il Come. Il Come ci prova ancora, il Come è testardo fino all'ultimo, ci vuole provare però. Magnatis. Bravo De Rossi. Ancora un acuto, ti prego l'acuto. Vabbè, ma che palle però. Abidal. Che sfiga. Finisce qua ragazzi, siamo fuori dall'Europa League. Il fischio finale finisce purtroppo la loro partecipazione al torneo. Ma stai zitto. Ed è un pareggio che non basta questo. Sono fuori dalla competizione nonostante una partita discreta. Vediamo se aspetta, ti prego, spero che Lille ha portato a casa il risultato. Il Lille 1-1, non ci credo. 2 non ci credo. Vincevo io. Sono senza parole raga, un saluto del commendone veneziano, mi sono mangiato io la qualificazione. Ciao fancola. Prossima video Coppa. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.